C'è Alberto da Giussano con la spada levata al cielo, il richiamo all'indipendenza della Padania ed ancor più grande il riferimento all'Europa. Lo striscione grande bobo, ma nessun cenno a Bossi. Anche da qui passa la rinascita del Carroccio che torna a congresso a 10 anni da quel federale che acclamò il Senatur. Ora la Lega riparte con Roberto Maroni, candidato unico alla segreteria del movimento, con 400 firme raccolte su 630 delegati. Sarà il congresso domani a votare la sua elezione, ma è probabile che si proceda per acclamazione. Le aspettative dei veneti giunti a Milano sono tutte concentrate sul futuro del movimento e sul desiderio di contare finalmente di più, tanto che gira insistentemente voce di un possibile incarico da vice segretario per Massimo Bitonci, l'ex fidante di Flavio Tosi alla segreteria della Liga, o Federico Caner. Vedremo nei prossimi giorni. Adesso godiamoci il congresso, gli interventi dei nostri leader oggi e domani. Io spero che sia determinante soprattutto per quanto riguarda la svolta al movimento. La Liga Veneto è un movimento importante, è il primo movimento del Veneto, governiamo la regione e penso che c'è bisogno di più spazio. Voglia di contare di più e di tornare a lavorare sul territorio, recuperando valori che i recenti scandali sembrano aver spazzato via. Era il tema dell'onestà e la trasparenza. Sapete chi l'ha preso? I grillini. Ecco i voti dove sono andati. Su questi dati qua noi dobbiamo ripartire. Questo è un punto di debolezza che deve tornare punto di forza per la Lega Nord. Domani verranno eletti anche i membri del Consiglio federale. 6 da 4 previsti dal vecchio statuto saranno lombardi, 2 piemontesi, 4 rispetto ai 2 attuali saranno veneti. In corsa Gianantonio D'Arè, Manuela Dallago, Marino Finozzi, Daniele Stivalle e Massimo Bitonci. Intanto tutti aspettano di conoscere le decisioni del nuovo segretario su quella che sarà la nuova linea del movimento e l'eventuale ritiro da Roma. Se il congresso deciderà che noi dovremo dare le dimissioni subito immediatamente da parlamentari, noi siamo pronti, quindi nessun problema. Quello che decide il congresso per noi è legge.